Esda capitolo Roia. A nascita di Mosè. Nome la famiglia di Levi, se bia per moglie una figlia di Levi. La moglie sua è diventata prena e sgravai un figlio. Vedete che era assai bella e ho tenuto una scusa per 3 mesi. Ma non potendo tenere più una scusa, pigliai una sporta di papire, la facette regna di pesce, a rinda e fuori. Mi mettette là dentro che la creatura e la puiai in coppa a spondere un'ila. A sora che la creatura si mettette lontano a guardare che le potesse succedere. Proprio da una figlia faraone scendette dentro il ciumanile per si fare bagno e il servo suo invece passavano vicino a spondere un'ila. Che si vedette che la sporta in mezzo ai junghe mandai subito una serva sua a pigliare che la sporta. Dentro a che la sporta trovai una creatura che chiagneva. Ne avette pietà e ricetta. Chi se una creatura era breia? A sora che l'unanile ricetta subito a che la figlia del faraone. Pozzi chiamare per una mammazzella fra femmina breia per fare l'attacco su un'anilla. Va, la ricetta a figlia del faraone. Che la figliolella gli attacchiava proprio da mamma e questa creatura, a figlia del faraone, la ricetta. Piedi che sto un'anilla, era la zucca per me, e ti farà già una buona mesata. Che la femmina pigliava un'anilla e oretta a zucca. Quando la creatura crescette e diventai rossa, portai a che la figlia del faraone. E così che la diventai un figlio perché io mettette a nome Mosè, perché ricetta io l'ho sgravata a dell'acqua. Mosè se ne fu in due paese Madian. In quei giorni Mosè, che era cresciuto, era diventato rosso, e ha trovato i frati suoi, e vedette che tutte quelle fatiche assai tosse che scamazzavano. Vedette pure una soldata egiziana che era nieve mazzata in abreia, che erano fratello suoi. Savutai attorno e quando vedette che nessuno non ci stava, accerette che l'egiziana. E ho atterrai subito dentro all'arena. Un giorno appresso, scettanata volta, e vedette 2 ebrei, che si stavano appiccicando e ricette chi che aveva torta. Perché rigna mazzata chi sto frate tuo? E chi le subito le ricette? Ma chi t'ha messo? E fa un capo e giuro con quella a noi. Tiene in capo a cirere pure a me, proprio come ci sa chi l'egiziana. Tanto Mosè si pigliai a paura, e rinda capo suoi pensai. Certo si spasa a voce chi l'ha fatto. O faraone sentette parlare chi stu fatto e cercai di far morire a Mosè. Mosè invece se ne fuiette, se ne jette a alloggiare in due paesi Madian e si assettai vicino a una cisterna china acqua. O breve di Madian teneva 7 figlie femmine, che si venettero vicino a quella cisterna per pigliare l'acqua, per regnere la beveratura e per far vivere il pecore rubate. Mentre regnevano l'acqua che la beveratura, arrivai nella certi per curare chi ne ha utanza, che facettero arrasare che la cisterna tutte quelle femmine. Mosè, che stava a guardare, si sussette e si mettette a difendere quelle femmine, e facette vivere prima tutte vestiamo a loro. Quando tornai a casa, o padre loro, Reuel, dicette a loro, perché oggi sei tornato a così ambressa? Non magiziana, le ricette a loro, già liberata rinda in mano tutti gli altri pastura. Se mi si stessa a pigliare l'acqua, rinda a che la cisterna, e fatta vivere prima e pecore nostre. E mo dove sta chi st'uomo? A dimandai o padre loro. Perché l'avete lasciata là? Iatela a chiamare e facetela mangiare, che le capiamo apparecchiato noi. E a così Mosè accettai di rimanere in casa che l'uomo, che l'eretta come moglie era figlia sua, che si chiamava Zippola. Questa sgravai un figlio, e esso mettette nome Gerson, perché diceva, sono straregnata, rinda una terra forastera. A vocazione Mosè. A roba che aveva passato parecchi anni in sta casa, in dall'Egitto, muretto faraone. Di israeliti che chiagnevano a lacrime e sangue sotto sciupazione, ai zaini strilli innanzi al Signore, che sentette strilli loro e si ricordai che l'alleanza sua, che aveva fatto con Abramo e con Giacobbe. Dio guardai come erano scamazzati, chi gli israeliti, e pensai, re liberà.